Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la rassegna stampa di oggi, domenica 24 gennaio 2021. Ridendo e scherzando, siamo già arrivati a fine mese, a fine gennaio. Questa rassegna stampa ha come punti di riferimento Gazzettino Rovigo, Voce di Rovigo, il Corriere del Veneto, ma non solo, anche Made in Polesine. Andiamo subito alle notizie. Prima pagina del Gazzettino di Rovigo. 4 punti vaccino al Censer, saranno attrezzati per l'inoculazione e l'attesa necessaria per la verifica di eventuali reazioni. Tunnel degli abbracci, dopo ne parliamo quando svilupperemo le varie notizie, quindi andiamo subito su Villa Dose, addio a Rossi, pioniere del settore tessile. È mancato all'ospedale civile di Rovigo dopo pochi mesi di malattia, all'età di 76 anni, Ruggero Rossi, imprenditore villadosano che ha contribuito in modo significativo al rilancio economico e sociale del paese negli anni 70. Era originario di Carpi. Vediamo la foto di questo pioniere. E poi Adria, c'è una polemica che sicuramente creerà polemiche ulteriori. Adria, Bergo, abbiamo perso 2 scuole per colpa delle giunte Barbuianni. Le chiusure della scuola primaria di Baricetta e della scuola media di Bottrighe si sono consumate a causa della volontà politica dell'allora sindaco Massimo Barbuianni e dell'ex assessore regionale Maria Luise Coppola. Volevano allargare il loro consenso politico ed elettorale anche a Papozze. Quindi scopriremo e svilupperemo questa notizia eventualmente con un'intervista con i protagonisti. C'è stato un controllo nei locali, ristorante chiuso e gente a pranzo, maxi stangata nella vicina Mesola, un ristorante sulla Romea tra Mesola e Goro che serviva i pasti e tavoli contro le norme Covid. Pranzo al ristorante, 2 denunciati anche della nostra provincia. E un'altra notizia che forse è più importante: spaccio, furti e rapine, una raffica di espulsioni. L'ufficio immigrazione della questura a pieno ritmo per garantire il rimpatrio di stranieri condannati per gravi reati. Scortato fino in Tunisia uno di questi condannati che appunto sono stati espulsi, e altri 2 detenuti nel carcere di Rovigo sono stati espulsi, uno un 33enne ucraino che era privo di documenti e un altro marocchino, almeno da questa notizia. Altra notizia che suscita polemico in questo periodo, notizia che è già 3-4 giorni che la riproponiamo: indennizzi per le cavane distrutte, un coro a più voci contro i ritardi. Sappiamo che la regione sta ritardando appunto i ristori per gli amici pescatori che hanno appunto visto le loro cavane distrutte. Villa Marzana, macro area e argini ridotti a discariche. I residenti esasperati dall'inciviltà mettono i cartelli di protesta. Ricordiamo che questa macro area era una delle grandi occasioni per quanto riguarda l'Alto Polesine. Ricordiamo che ci doveva essere un insediamento interessante da parte dell'IKEA e tutto è in stand-by. Badia Polesine, villaggio del sole ai disabili, la struttura adiacente alla casa di riposo sarà riservata a mini alloggi per il dopo di noi. Il presidente Zerbinati, risposta per la disabilità adulta, con laudi completati ed è già nei piani di zona. Bellissima ed importantissima notizia. Notizia da Rosolina: la proroga al 2033 va blindata. Lo sostengono le associazioni di categoria dei balneari, forti del parere espresso dal docente universitario Zunarelli. Farebbe fede per il presidente di Asso Balneari Lincodar il diritto europeo che esclude le locazioni dalla Bolkestein. Sentiremo nei prossimi giorni alcuni esponenti ed alcuni operatori balneari di Rosolina. Corriere del Veneto, prima pagina: nuovi tagli, piano vaccini da rifare. Zaia, la campagna non va fermata. Lunedì le nuove quote per le regioni, intanto spunta l'ipotesi di una dose unica. Anche qua vorremmo saperne un po' di più, visto che i protocolli per quanto riguarda l'indennità fino al 95% perlomeno della Pfizer era di fare i 2 vaccini con appunto il richiamo dopo 21-25 giorni. Nella pagina interna dedicata a Rovigo, 2 tunnel degli abbracci, tornano le visite agli anziani, la casa albergo a Lendinara dal 1 febbraio per gli ospiti, incontri in sicurezza Covid. Altre 5 purtroppo le vittime del coronavirus, vaccini tagliati, vanno avanti solo i richiami. Prima pagina della Voce di Rovigo: lavoro sarà un disastro, fra 2 mesi finirà il blocco dei licenziamenti e in Polesine 1500 posti a rischio. E anche sulla Voce di Rovigo abbracciamoci questa iniziativa della casa di riposo di Lendinara. La notizia da Made in Polesine: dopo il pareggio di ieri tra Udinese e Inter, e Luca Gotti, questa fotografia, allenatore dell'Udinese, un grande polesano. Ricordiamo che nato ad Adria ma residente, abitato per gran parte della sua vita a Porto Viro, e noi naturalmente facciamo i complimenti, e nell'articolo appunto un grande polesano.
Mercoledì 27 gennaio sarà anche la ricorrenza della Madonna del Vaiolo, della processione solenne, quest'anno purtroppo in versione Covid, quindi non ci sarà la gran massa di persone che possono seguire la Madonna appunto in processione. Sarà appunto simbolica, il carro portato dalla protezione civile con il parroco Don Damiano, con il sindaco e poche altre persone. E questo è il comunicato appunto di Don Damiano. Purtroppo quest'anno non potrà partecipare il vescovo Adriano Tessarolo, che purtroppo dovrà partecipare all'onoranza funebre all'emerito vescovo di Chioggia Alfredo Magarotto, scomparso pochi giorni fa. Chiudiamo con questa fotografia: Ariano Polesine, stazione ferroviaria. Molti non sapevano l'esistenza di questa stazione ferroviaria. Questa è una gran bella foto d'epoca, molto gradita nei social, e vedremo magari anche di fare qualche servizio su questa dimenticata stazione ferroviaria. Per oggi domenica 24 gennaio è tutto. Ricordiamo che mercoledì ci sarà appunto la solenne processione in formato ridotto per quanto riguarda Taglio di Po, processione alla Madonna del Vaiolo, e noi come Made in Polesine e leandromaggi.com seguiremo in diretta streaming. Come sempre, da Leandro Maggi è tutto, buona domenica a tutti voi, è sempre un piacere stare con voi.